fare un buon uso di questo risultato, fare un negoziato serio, concreto con il governo, non sarà una cosa né semplice né facilmente e automaticamente realizzabile. Ci vuole un negoziato, ci vuole un'intesa con il governo e poi una legge del Parlamento, quindi è un percorso abbastanza lungo, però si può fare con fiducia e io penso anche con risultati concreti. Insomma, avanti tutta con il negoziato con il governo per l'autonomia del Veneto, ma il senatore del PD Giorgio Santini chiarisce che il percorso sarà tutt'altro che breve. Alla luce del risultato del referendum di domenica, ribadisce l'importanza di ottenere l'autonomia su determinate materie come il sociale, il lavoro, la formazione, per dare una risposta concreta ai milioni di veneti che andando alle urne hanno detto sì. Il messaggio che i Veneti hanno dato è un messaggio che questo tema interessa, che questo tema è sentito e quindi adesso spetta soprattutto diciamo, alla regione, al consiglio regionale, alla giunta, ma anche agli enti locali, alle forze, alle associazioni e naturalmente anche al governo nazionale di dar vita applicando la Costituzione, perché questo referendum chiedeva sostanzialmente di applicare la Costituzione su questa materia, di applicare la Costituzione in maniera diciamo concreta